Qua c'è un navigatore evidentemente, ma c'è molto altro. Se per esempio ci fosse una frana, che il navigatore non può prevedere, l'automobile potrebbe individuarla, si fermerebbe, cercherebbe una strategia per evitarla. Se ci fosse una persona che attraversa la strada, quell'automobile riuscirebbe a fermarsi. Vedete come va piano, perché è proprio il primo prototipo che è riuscito a fare questa determinata sfida, a realizzare questa sfida. Sopra questa automobile ci sono vari sensori a laser che scansionano l'ambiente di fronte, e nel caso il navigatore perdesse il segnale, come capita spesso quando si guida, basta una galleria, questa automobile riesce comunque a capire com'è fatta la strada e andare avanti. È ovvio, non saprà più dove andare, perché è il navigatore che glielo dice dove andare, e quindi poi si metterà in sicurezza. Pensate che il primo anno in cui hanno provato questa gara hanno preso 23 università di tutto il mondo, hanno messo in palio un sacco di soldi. Queste 23 università hanno prodotto 23 automobili diverse, arrivano alla gara, al primo anno nessuna automobile arrivò al traguardo. Al secondo anno Stanford, l'Università di San Francisco, arrivò al traguardo con Stanley, con quell'automobile. Vi ho tenuto un po' di suspense perché l'ente finanziatore di tutte quelle ricerche è il DARPA, che per semplificare è il Ministero della Difesa americano, che non ha bisogno di fare piacere alla BMW o alla Mercedes sulla ricerca automobilistica, ma che ha bisogno di queste ricerche per un determinato scopo, che è quello militare. La robotica militare è molto molto importante, è uno dei settori più finanziati nel mondo della robotica. Intanto fermo un attimo il discorso sulla robotica militare, tenetelo qua, e apro sulle ricadute che quelle ricerche hanno avuto sulla vita di tutti i giorni. Ormai ci sono automobili che parcheggiano da sole. Quanti di voi ne possiedono una che ha l'autoparcheggio? Nessuno. Oppure c'è chi Tremonti è andato via, quindi non, cioè, ora se uno dichiara, cioè, è sempre peggio, perché però non so, politica, devo stare zitto, questo è un altro argomento che volevo ricordare. E comunque ormai sono abbastanza comuni automobili che hanno il parcheggio automatico. Per esempio, una volta facevo lezione dei bambini, un bambino alza la mano e mi dice: mia mamma si è fatta male con l'automobile che parcheggia da sola. E ho detto: ma com'è possibile? Io non ho un'automobile che parcheggia da sola, ok? E c'è nel libretto di istruzioni che quando l'automobile sta parcheggiando tu devi tenere le mani vicino a te, sulle ginocchia, adesso non so, c'è proprio una configurazione. La signora, la mamma del bambino, si dimenticò gli occhiali nel cruscotto. Quindi mentre il volante girava, la signora mise le mani dentro per prendere gli occhiali, il volante girò e gli ha spaccato un braccio. L'assicurazione non gli ha pagato nulla perché era scritto proprio nel manuale di istruzioni che non bisognava farlo. È anche vero pensare che qualcosa di simile ci possa fare male così facilmente, bastava mettere un sensore di presenza, non è che ci voleva chissà quale Einstein a far sì che questo incidente non succedesse. Magari hanno pagato molto di più gli avvocati per far scrivere quella norma di sicurezza. Però queste automobili già esistono e già ci semplificano la vita, soprattutto a chi non sa parcheggiare. Oppure, cosa ancora più interessante, la frenata assistita. C'è la pubblicità della Volvo, mi sembra, dove sotto una determinata velocità l'automobile è in grado di mantenere le distanze o di frenare, e questo è molto interessante. Stiamo andando verso un mondo in cui le automobili non saranno più guidate da noi, ma saranno autonome, e noi potremo salire sull'automobile, dirgli dove andare, entrare in uno sciame di automobili che vanno tutte alla stessa velocità, mantengono tutte la stessa distanza e poi ci portano sani e salvi quasi sempre a destinazione. È ovvio che quando succede un incidente sarà difficile, sarà importante avere delle leggi che ci consentano di capire
di chi è la responsabilità. Pensate che l'Università Sant'Anna di Pisa, che è una dei fiori all'occhiello della ricerca italiana sulla robotica, ha costruito un robot per andare a ritirare la spazzatura in questo paesino vicino a Pisa che è Pontedera o Pontedera, non so come si pronunci, Pontedera, grazie, dove è tutto vicoli, un po' come la mia Genova, e la spazzatura non c'è lo spazio per metterci i cassonetti, e così questo robot che hanno costruito a forse c'ho anche le immagini, adesso ci guardo, si chiama Dustbot, è un piccolo robot che gira per questi vicoletti, tu lo chiami col cellulare, non gli parli, lui capisce dal numero di cellulare dove deve venire, arriva davanti a casa e tu gli dai il sacchetto. Non lo possono usare perché non abbiamo una legge in Italia che ci permetta di utilizzare strumenti senza pilota, punto. E vi ricordo, nel progetto europeo che vi ho citato prima avevamo degli avvocati e gli spiegavamo proprio questo, dei legislatori, non degli avvocati, gli spiegavamo che abbiamo la necessità di creare delle leggi pronte ad accettare questa tecnologia, a regolare questa tecnologia. Peccato che quando sia arrivato Putin c'era anche una legge che prevedeva che sul cielo, nei cieli italiani non si potessero usare aerei senza pilota. Putin è seguito per motivi di sicurezza da degli aerei senza pilota che fanno il monitoraggio dell'area dove si trova Putin. Per Putin ovviamente è stato fatto un decreto legge in poco tempo e vabbè. Succede anche questo. E quindi grazie a Putin ora possono volare dei mezzi senza pilota sopra le nostre teste. Il che è un po' inquietante perché il Comune di Milano ha già comprato, non li sta ancora utilizzando, dei droni che sono dei piccoli robot volanti, più o meno grossi come dei barilotti, con delle telecamere per motivi di sicurezza. Allora dovete sapere, il mio computer, è un bel computer va bene, ha riconoscimento dell'immagine. Cioè io mi faccio la foto, ora se non mi taglio la barba non gli creo problemi, se metto delle foto mie lui riconosce che sono io, così se metto le foto sue, non so come si chiama, Paolo, dirà questo è Paolo, da lì in poi mi trova tutti Paolo nel computer. Quindi il riconoscimento dell'immagine sta diventando sempre più una cosa facile da fare. Ci sono questi droni, ci sono delle telecamere che per motivi di sicurezza registrano quello che succede e hanno delle configurazioni di allarme. Quindi se c'è della gente che corre, lanciano l'allarme, se c'è un assembramento di persone, lanciano l'allarme. In Afghanistan o in Iraq ci sono droni, anche armati, che registrano quello che vedono. E se ci sono, per esempio, la configurazione più semplice per mandare l'allarme è un uomo con un'arma. Una volta hanno ucciso un fotografo perché aveva un mega zoom, era uscito su Wikileaks. Aveva questo mega zoom, le immagini che venivano date ai soldati erano di estremo pericolo. I soldati avevano la facoltà di rifiutare il pericolo dato dal drone, ma esiste una statistica che è stata pubblicata da un giornale americano che è inquietante. Praticamente questi droni inquadrano, mandano l'allarme, a sparare è sempre un soldato che magari sta a Washington seduto in un ufficio, che ha un pulsante e può premere e decidere se sparare oppure no. Bene, non è mai successo che un soldato non ubbidisse all'allarme lanciato dal robot. Quindi quel soldato in quel momento non è un uomo, è un meccanismo che preme un pulsante, perché non è capace di scegliere, perché ha paura di contraddire un qualcosa che lui crede sia perfetto, cioè la macchina. E questa è una delle cose più pericolose a cui possiamo andare incontro nella nostra quotidianità. E così il Comune di Milano comprò 2 anni fa, ora non li ha mai usati, questi droni per la sicurezza della città. E bisogna essere consapevoli, poi si può accettare l'uso di queste tecnologie, io lo accetterei, però bisogna far sì che tutti noi siamo consapevoli di cosa sta succedendo ogni tanto. E quello dei droni, del riconoscimento delle immagini è veramente un argomento molto particolare. E come vi dicevo prima, avevo lasciato qua l'argomento dei militari che ora ho ripreso,
È interessante capire come i militari abbiano bisogno di creare armi robotiche, armi autonome, per giustificare minori costi di vite dei propri soldati, ma non minori costi di vite degli altri soldati. Adesso vi faccio vedere delle immagini di robot in guerra. Se al posto del robot c'era un uomo, il danno a quel punto è irreparabile. Gli Swords possono salvare la vita dei soldati, ma non bisogna dimenticare che vengono costruiti per sparare ai soldati. Perché nessuna guerra potrà ridursi ad uno scontro tra macchine. Nessuna guerra potrà essere vinta distruggendo robot. Gli eserciti si stanno dotando di armi in grado di prendere decisioni, ma che non si sa fino a che punto potremo controllare. Si stanno dotando di soldati infinitamente più potenti dei soldati umani, si stanno dotando di armi che possono cambiare radicalmente lo scenario bellico. A mio parere la cosa principale è che il robot in questo tipo di utilizzo deve sempre rimanere un oggetto, quindi controllato, e mai diventare un soggetto, ovvero dotato di capacità decisionale. Costruendo robot soldato sempre più autonomi, creiamo macchine che possano decidere di ucciderci. Affidiamo la nostra vita ad un programma, ad un algoritmo. Decide lui chi vive e chi non vive. Su mio ordine, le forze della coalizione hanno cominciato a colpire degli obiettivi selezionati di importanza militare. Erano le 3:35 ora italiana all'alba a Baghdad, quando i primi missili americani Cruise e Tomahawk sono caduti sulla capitale irachena. Le armi robotiche più conosciute sono i missili Cruise. I Cruise vengono definiti armi intelligenti perché al loro interno hanno un sofisticato sistema di guida autonoma. Questo gli permette di raggiungere il proprio obiettivo con un margine di errore di pochi metri. Le armi robotiche non sono semplicemente armi più evolute, ma sono una nuova classe di armi, un po' come le armi atomiche, le armi biologiche, le armi chimiche, avranno bisogno di regole opportune di utilizzo. Le armi robotiche sono più precise di quelle convenzionali. Questo dovrebbe limitare gli effetti collaterali, ovvero la morte dei civili. Ma le armi robotiche, come tutte le armi, sono costruite per distruggere, per uccidere l'uomo.